Benvenuti alla lezione di armonia numero 11. Bene, allora apriamo il nostro manuale a pagina 65 e abbiamo di fronte il legame armonico. Bene, potendo già dare un'occhiata sul libro, notiamo c'è un disegnetto, una figura che ci mostra 4 accordi, la successione di 4 accordi: Do maggiore, La minore, Re minore e Sol maggiore. E poi, come vedete, accanto ad ognuna di queste note abbiamo dei numeri con una parola parte, quindi prima, seconda e terza parte. In pratica, un accordo, in questo caso una triade, è costituito da 3 note e ognuna rappresenta una parte dell'accordo. La nota più grave è la prima parte, quindi Do maggiore, Do prima parte, la nota centrale la seconda parte e la nota superiore, Sol, la terza parte. Allora che cosa succede? Che quando suoniamo una canzone, accompagniamo con gli accordi, molto spesso tra questi accordi ci sono delle note in comune. Ad esempio, vediamo la figura, tra il Do maggiore e il La minore abbiamo 2 note in comune, il Do e il Mi. Se noi suoniamo il Do maggiore nella posizione fondamentale, avremo il Do e il Mi, le note in comune, nella prima e la seconda parte. Allora si tratta adesso di scegliere un La minore che abbia il Do e il Mi di nuovo nella prima e nella seconda parte, così da avere un collegamento tra i 2 accordi. Allora dobbiamo scegliere un rivolto adatto a creare questo collegamento, appunto chiamato legame armonico. Ma osserviamo sulla tastiera. Allora, per esempio, sul rigo abbiamo il giro di Do, quindi Do maggiore primo grado, La minore sesto, Re minore secondo, Sol maggiore quinto, che qua suona meglio. Allora, vediamo, Do maggiore primo grado, abbiamo Do prima parte, Mi seconda parte e Sol terza. Poggio l'accordo che sto conducendo, cioè questo è l'accordo che io ho suonato, sto suonando, con la mano destra metto le dita sull'accordo successivo, che sarebbe La minore, e controllo se ho note in comune. Il La non c'è, il Do c'è e sta in prima parte, il Mi pure c'è e sta in seconda. Allora io ho 2 note, il Do e il Mi, che sono nell'accordo che ho già suonato in prima e seconda parte. Ora il La minore deve essere suonato con una posizione tra quella fondamentale oppure i rivolti in cui il Do e il Mi sono appunto in prima e seconda parte. E vediamo. Se suono la posizione fondamentale di La, io ho il Do e il Mi in seconda e terza, non va bene. Se suono il primo rivolto, io ho il Do e il Mi in prima parte e seconda. Eccolo qua. Allora questo è l'accordo con cui suonare, la posizione con cui suonare La minore. Quindi in poche parole, la posizione terza parte di Do maggiore si è spostata in terza parte su La minore. Quindi ho Do prima parte, seconda Mi e terza La. Quindi la voce che si è spostata è questa. Quindi Do maggiore fondamentale, La minore primo rivolto. Poi vediamo, l'accordo successivo è Re minore. Appoggio le dita sulle note che costituiscono Re minore con la mano destra e ciò. Vediamo quali note in comune. Il Re non c'è, il Fa nemmeno, il La è in comune, ecco, la nota La è in comune e si trova in terza parte. Allora io adesso devo suonare la posizione di Re minore che mi consente di avere il La in terza parte, e anche in questo caso è la posizione fondamentale. Quindi il La rimane nella parte terza, il Do e il Mi si spostano sul Re e il Fa. L'accordo successivo è Sol maggiore. Metto le dita sul Sol maggiore con la mano destra per considerare quali sono le note in comune, se ce ne sono. Il Sol non c'è, il Si non c'è, il Re è in comune. Allora la nota Re si trova in prima parte e deve trovarsi in prima parte anche sull'accordo Sol. Facendo i rivolti abbiamo la posizione fondamentale di Sol, c'ha il Re in terza parte, il primo rivolto c'ha il Re in seconda parte,
il terzo rivolto, eccolo, c'ha il Re in prima parte, e quindi io devo suonare il secondo rivolto di Sol. Quindi dal Re minore fondamentale avrò il secondo rivolto di Sol, così che il Re rimane in prima parte, il Fa della seconda si sposta a Sol, il La della terza si sposta a Si. Quindi per completare il movimento di questo giro di Do io suonerò così, il tutto risulta più fluido e più omogeneo. Quindi il legame armonico ci consente di avere morbidezza di movimento tra un accordo e il successivo, ma anche una questione di praticità, nel senso che noi, come avete visto, spostiamo pochissimo la mano, quindi abbiamo una buona sonorità e una comodità di avere gli accordi sotto le dita, insomma, senza doverci spostare molto. Chiaramente stiamo però parlando di una situazione in cui la mano sinistra è sufficiente per fare l'accompagnamento, cioè mi riferisco o magari a una tastiera da piano bar, quindi una volta suonato l'accordo il resto fa tutto la tastiera, il resto lo fa tutto la tastiera, oppure è una situazione in cui c'è in una band il basso, il bassista, con la batteria, e quindi noi non dobbiamo lavorare molto con la sinistra per suonare anche il basso. Questa è una cosa che poi invece vedremo più avanti, e quindi in questo modo oppure l'accompagnamento sarà proprio così, molto semplice, senza essere troppo ricco di elementi sia ritmici che armonici, però insomma è un accompagnamento che io per esempio adesso ho suonato il Sol maggiore in prima parte, il pezzo Inno alla gioia che abbiamo già analizzato nella lezione di lettura. Allora provate a fare gli esercizi indicati sul manuale, poi sul manuale sono anche descritti alcuni esempi e alcuni consigli anche su quale zona della tastiera usare per ottenere il miglior risultato sonoro possibile, e quindi sviluppate i 3 esercizi indicati, soprattutto ricordarsi che il legame armonico non è un obbligo, cioè non bisogna attuarlo sempre. Innanzitutto perché a volte è proprio, anche se i 2 accordi da suonare hanno delle note in comune, però è proprio richiesto da un punto di vista dell'arrangiamento sfruttare un'altra sonorità che viene generata da un altro rivolto. E poi diciamo che spesso, se si procede sempre per legame armonico, capita di andare a suonare in zone della tastiera in cui gli accordi non sono proprio efficaci. Bene, allora allenatevi su varie progressioni, su varie canzoni, anche a mani separate, sia con la destra e con la sinistra, e quindi per oggi è tutto, vi rimando alla lezione numero 12. Buono studio e buona musica, ciao!